col coach Mariotti c'è un po' di rammarico perché Scandiano ha interpretato bene la partita, è stata una bella partita, il pubblico si è divertito, purtroppo non sono arrivati 3 punti, cos'è mancato a Scandiano? Nulla, nulla, è mancato di fare i gol che abbiamo avuto la possibilità di fare, abbiamo, a mio avviso, poi riguarderò la partita, però credo che abbiamo giocato meglio, abbiamo creato di più, questo non è stato sufficiente per battere una squadra destinata a essere la promossa della 1, come si dice dall'inizio della stagione, però non ci basta giocare meglio o creare di più, bisogna buttarla dentro, bisogna essere più cinici, più cattivi, più determinati davanti alla porta. Abbiamo regalato troppo e poi anche qualche episodio sfortunato, ma insomma per me i ragazzi sono stati bravissimi e al di là della sconfitta. Sì, infatti l'abbiamo più rimarcato più volte nella telecronaca che è stata una partita giocata alle pari, forse qualcosa di più e anche ho fatto i complimenti ai ragazzi per come sono rientrati più volte in una partita che il Briganza si era portato in vantaggio 2 volte e proprio in quei momenti e anche l'abbiamo sottolineato in un power play a sfavore ha giocato bene, addirittura ha rischiato ancora di fare gol e testimonianza che comunque questa squadra c'è e ha l'atteggiamento giusto soprattutto in questa partita l'ha avuto. Sì, indubbiamente, condivido quello che dici, ci rimane la parte più difficile, buttarla dentro perché tutte le fasi del gioco, difensiva o in inferiorità numerica o in contropiede o possesso palla, stiamo giocando bene, siamo una squadra che però ci manca qualche gol e qualche punto perché poi bisogna portare a casa dei punti e credo che siamo sulla strada giusta, ma bisogna accelerare su questo aspetto perché solo in quel modo possiamo vincere, portare a casa dei punti e stare lì in compagnia nelle alte posizioni. Sabato a Montecchio per Calcino sarà una battaglia, ricordiamo che Berganze ha lasciato punti solo su quella pista e quindi ci si aspetta un'altra partita tosta come lo saranno tutte. Sì, è una squadra molto fisica, ragazzi giovani che della sua fisicità, della sua intensità, soprattutto in casa, ne fanno un'arma vincente. Come hai detto, Breganze ha pareggiato e quindi dovremo stare molto molto attenti, saper interpretare bene la partita e bisogna pensare che possiamo vincere con tutti perché se stasera abbiamo giocato a testa con un Breganze che ha un'ottima levatura di squadra e potevamo batterlo per quello che abbiamo visto, dobbiamo andare con la stessa mentalità a Montecchio. Grazie mister. Grazie a voi.